Un caro saluto a tutti i nostri amici telespettatori e i nostri amici in ascolto. Benvenuti nel nostro salotto. Io bevo sardo. Sardegna Rosso Blu è appunto un bellissimo format grazie al quale diamo voce alle nostre cantine e c'è ancora qualche posticino nei nostri appuntamenti del lunedì, per cui chi volesse partecipare veramente mandi una mail a info@sardegnarossoblu.it oppure attraverso i nostri canali Facebook e ci contatti, ecco, per avere parte, per essere partecipe dei nostri appuntamenti in cantina. Quest'oggi avremo in particolare due aziende. Un'azienda, la Cantina Tani, il nostro ospite, è una cantina fantastica di Monti, il cui connettore principale direi che è la famiglia e l'amore per la terra. La seconda azienda vinicola invece è una cantina che è a Sennuri. Siamo nelle tenute dei Tori, nelle fantastiche tenute dei Tori, il cui binomio terra, amore, vento, natura e artigianalità la fanno da connubio spettacolare. Allora, io direi che inizierei subito aprendo appunto la cantina Tani e vado a presentare la nostra ospite Angelica. Ciao Angelica. Ciao Sofia. Come stai? Bene, dai. Tutto Aperta, bene. fantastica, la vostra tenuta è sempre spettacolare. Io mi ricordo quando sono stata da voi, è stato bellissimo questo grandissimo agriturismo, questo areale in campagna, la vostra casetta, la vostra vigna, fantastica. Grazie, grazie. Immagino che adesso insomma, con tutte le migliorie, con le crescite, con tutto ciò che avete costruito e con i premi che state ricevendo, che ricordiamo ai nostri amici che ci seguono appunto, che lo scorso anno in particolare avete ricevuto un grandissimo premio. È vero. Sì, con il Serrano. Con il Serrano, esatto. Sì, lo scorso Vinitaly. Com'è nata la vostra azienda, Angelica? Mi racconti un pochino? Allora, la nostra azienda è nata, diciamo, nel 1980, proprio l'azienda viticola. Seppur in famiglia, noi siamo a Monti, è un paese di viticoltori, ha una grossa tradizione, una lunga tradizione viticola il paese di Monti, per cui diciamo che qua tutte le famiglie hanno una piccola vigna più o meno grande, per cui diciamo che già dai miei nonni questa tradizione c'era. Poi nel 1980 mio padre con passione ha deciso di impiantare i primi vigneti di Vermentino, diciamo i suoi vigneti, e poi nel 2008 siamo usciti con la nostra prima etichetta. Fantastico. Con il Taerra. Con il Taerra. Con il Taerra che diciamo per me è il vino del mio cuore, ecco. Fa vedere l'etichetta, fantastica, sì. Eccola qua. Allora, oggi invece, oltre al Taerra che andremo a bere, avremo anche un'altra presentazione di un nuovo nato. Ci vuoi raccontare? Una nuova etichetta, il Vilù, è un Canonau rosato. Diciamo che questo vino è nato un po' più per volere della quota rosa dell'azienda, cioè per volere mio e di mia sorella Roberta, perché eravamo già 2 annetti che parlavamo con mio padre, dicevamo vorremmo fare un rosato, però lui, sai, di quelle persone o è bianco e nero, era un po' così. Poi quest'anno, insomma, ho detto, senti, noi lo vorremmo fare, dice, vabbè, dai, volete farlo, lo facciamo. E quindi tra l'altro anche nel nome rispecchia sempre la quota rosa della famiglia, perché il nome Vilù diciamo, si riferisce al nome Viola, che è il nome di mia nipotina, e Luna, che è il nome di mia figlia. Quindi l'abbiamo voluto dedicare a loro, ecco. Giustissimo.
la nuova generazione che poi porterà, speriamo, avanti il vostro progetto, il vostro sogno, ecco, quindi importante. Speriamo, sì. Sì, sì, sì. Oltre al vino, sappiamo che produciamo anche mirto, giusto? Corretto? Sì, sì, produciamo un mirto artigianale, Mhm. che viene proprio fatto, in maniera artigianale, e quella è una cosa che seguono personalmente mio padre e mia madre. Benissimo. Sono proprio loro che lo fanno letteralmente, sì. Beh, che anche questo che questo è un progetto partito insomma insieme all'agriturismo e poi chiaramente come sempre succede che chiedono insomma di portare via delle bottiglie, da qui immagino sia nato il progetto, questo sogno, Esatto, esatto, un po' come esatto. succede, un po' come succede sempre in Sardegna, ecco, con Esatto. Chi lo questa voglia. assaggiava chiedeva di poterlo acquistare, o ci chiamavano se potevamo spedire, e quindi alla fine abbiamo deciso di prima lo servivamo esclusivamente nel nostro ristorante, poi abbiamo deciso di etichettarlo, insomma, e di fare una bottiglia, ecco, adatta proprio per la vendita. Certo. Allora, dietro le vostre bottiglie c'è una fantastica ape, un Sì. simboletto. Sì. Ce lo puoi raccontare? Che Sì, cosa? allora, noi aderiamo al sistema di qualità nazionale della produzione integrata, già da un po' di anni. A dire il vero è stato un passaggio abbastanza naturale, nel senso che adesso abbiamo eh, una certificazione, però la nostra viticoltura non è cambiata rispetto a prima, nel senso che comunque la linea era sempre quella. Poi dall'anno scorso, dalle annate 2018, abbiamo avuto la possibilità anche di avere la PINA, anche sulle bottiglie di vino. Quindi anche i nostri vini sono certificati. Ok, perfetto. Questo Sì, è importantissimo perché io poi dalla mia parte, chiaramente quando vendo le bottiglie, quando un'azienda è certificata, quando un'azienda ha dei riconoscimenti è attenta soprattutto alle produzioni, è sempre un valore aggiunto che ha il suo perché e alla sua motivazione ed è giusto che oggi assolutamente sì. le aziende, soprattutto le aziende agricole, abbiano un occhio di riguardo per quello che è la natura e per quello che è il mondo, che poi è un mondo che noi siamo di passaggio, quindi lo abbiamo trovato e così come Assolutamente sì. speriamo che resti, senza. Assolutamente sì, te lo dice una persona che vive in campagna in mezzo alle vigne, che ci sta facendo crescere i suoi figli, quindi sono assolutamente convinta che sia fondamentale il rispetto per la natura, e cercare insomma di portare avanti un progetto assolutamente compatibile con tutto ciò che riguarda l'ambiente, la cura insomma del nostro territorio, assolutamente importantissimo e fondamentale. Per cui Certo, è bello questo. Per quanti ettari avete voi abitati? 18 ettari, attualmente 18 ettari. Qual è la parte, immagino che il Vermentino la faccia da padrone. Sì, Oppure diciamo che col Vermentino più o meno parliamo del 70% dei vigneti è Vermentino, sì. ok, Come uva Bacca Bianca abbiamo solo ed esclusivamente Vermentino, mentre come uva Bacca Rossa abbiamo del Canonau, del Muristellu, e abbiamo un piccolo vigneto di Merlot. Vermentino che tanti nostri amici in ascolto è l'unica DOCG al mondo, è il Vermentino di Gallura DOCG, quindi Assolutamente sì. insomma di questo ne andiamo veramente molto fieri noi sardi e anche non sardi, devo dire. Assolutamente. È tanto apprezzato, Assolutamente. ormai noi siamo colleghe sommelier, quindi questo lo possiamo dire, è Ah, tanto apprezzato dalla sommelierie, dai tecnici, dai non tecnici, dai wine lover, dagli amanti, un po' da tutti. Quindi è bello anche che ci siano ormai tante aziende, che il consorzio sia vivo. Il consorzio di assolutamente. agricoltura è molto importante, è condotto da una donna anche lì, quindi insomma, Daniela, evviva le assolutamente. donne e viva le produzioni. Io a questo punto andrei ad assaggiare il nostro primo vermentino di Gallura, per l'appunto.
il Taerra 2019. Ah, brava, mi fai compagnia. Assolutamente. Ricordo a tutti i nostri amici in ascolto che mi ospita sempre la cantina della Caffè 2000, che non so se tu conosci, ma questo è il sotto, è la parte, la parte del vino, diciamo, la riserva storica Che di Daniele bello. Manolo. E quindi insomma invito tutti gli amici in ascolto di venire a visitarla perché a Sassari è un punto di riferimento importante. Certo. Allora, questo vino è un grandissimo giallo paglierino, carico direi, una bellissima luminosità, un bel colore. È un 2019, quindi siamo appena usciti, giusto? Perché essendo superiore siamo appena usciti sul mercato. Sì, proprio una decina di giorni. Un bellissimo giallo paglierino carico, quindi che comunque ancora si vede che ha dei toni ancora molto giovani e molto, molto freschi e vivaci. Il suo naso è sempre caratteristico di questa bellissima acacia. ehm, Sento un pochino anche di mimosa, questi fiori gialli, probabilmente dati. La 2019 è stata un'annata credo gentile e ben assolata, se mi ricordo bene, no? È Sì, stata, io ero al sud, però mi ricordo che anche voi in Gallura siete stati abbastanza baciati dal sole, da sì, queste è stata una bellissima annata. Noi siamo soddisfatti, ecco, dell'annata 2019, sì. da questa bellissima brezza marina che poi torna anche nel calice con una bellissima macchia mediterranea. La bocca è bella secca, ma ha una sapidità centrale che dà filo conduttore e dà connubia a tutto quello che è il vino. Quindi va a ricostruire questa parte floreale e fruttata in bocca con questa bellissima macchia mediterranea e queste note un po' balsamiche che vengono fuori, questa menta piperita accompagnata da queste, non so se le senti anche tu, cosa ne pensi, queste note di me, Io salvia. pensavo all'eucaliptolo, perché anch'io sento proprio in particolar modo questa nota balsamica Sì, che mi fa proprio esatto. pensare, sì, in Sì, alcuni momenti addirittura mi faceva pensare al basilico. Tu adesso mi al stai dicendo basilico. salvia. Sì, Io in alcuni momenti, le prime volte che lo assaggiavo, avevo questa sensazione, ecco. Comunque sì, molto le note balsamiche e poi la sapidità sì, comunque. la sapidità e questo bellissimo floreale che non è invadente, è un floreale croccante, di veramente fresco delle prime ore del mattino, quasi sai quando passeggi che vai in riva al mare verso Sì, sono tutti i fiorellini, le parti di macchia mediterranea che si mischiano alla sabbia, insomma, quindi molto molto sì. interessante. È una bella lunghezza, cioè io lo sento ancora in bocca ora che stiamo parlando, tira fuori queste grandissime noti sapide, minerali, belle lunghe, avvolgenti, che ti lasciano, che ti aspettano qualcosa da mangiare, quindi lo vedrei bene, non so, con un pesce sicuramente, con del pesce crudo, giocando di temperature anche con un primo piatto di Sì, mare, una salsa di calamari bella saporita. sì. Quindi insomma è un vino abbastanza versatile che giocando di temperatura e giocando di bicchiere è abbastanza versatile e si può abbinare bene. I vostri mercati per questo vino sono che mercati, a quali mercati puntate più che altro? Allora, ovviamente, rafforzare quelli già dove siamo presenti, cercare di spingere un po' di più sui mercati in cui già siamo presenti. Attualmente, con il Taer, con i Vermentini abbiamo una bella presenza in Svizzera, Mhm. poi vabbè, in Giappone, negli Stati Uniti, ehm in questo momento, certo, siamo sempre aperti a nuove possibilità, però ci piace l'idea
di riuscire a penetrare un po' più il mercato in cui siamo già, ecco, cerchiamo di concentrarci su quello, ecco. Certo, Concentrarci su quello. bello insomma, essere Sì. ben presenti e avere il mercato sardo ben levigato e servito, anche questo è veramente molto importante. Quindi oggi, tralasciando appunto tutte le altre etichette che voi producete, che sono già ben famose sul mercato, il Meoru, raccontacele tu, dai. Delle altre etichette che Ah, noi sì, a produciamo? parte Sì. il rosé che beviamo ora. Adesso beviamo il Cannonau rosato, il nostro rosé di Cannonau, giusto? Sofì, mi senti? Esatto. Poi Sono invece bloccata. producete anche il vermentino? Sì, allora produciamo Senti, abbiamo un altro vermentino, il Meoru, che è sempre un vermentino di Gallura DOCG. Diciamo che la differenza fra i due vermentini principalmente sta nel momento in cui viene tagliata l'uva, cioè nella vendemmia. Si anticipa leggermente per quanto riguarda la produzione del Meoru rispetto al Terra, che normalmente viene vendemmiato a fine settembre. Il Meoru invece di solito la prima decade di settembre, per cui abbiamo un vino con un tenore alcolico leggermente inferiore, un vino un pochino più eh, diciamo meno complesso, non lo posso dire perché non è vero. Diciamo è un vino tra virgolette un pochino più, aiutami tu che sei è un vino sommelier lì. più versatile, quindi è un vino che va Sì. è più leggero, è meno impegnativo, È meno diciamo. impegnativo rispetto al Terra, sì, un vino un Sì. pochino, qualcuno direbbe verticale, ecco, un vino un Il suo pochino, fratello sì. minore, dice, il suo fratello più piccolino, minore è brutto, il Sì, suo fratello più piccolino che quindi va ad accompagnare, va a abbinare pomeriggi piuttosto che aperitivi oppure piatti meno strutturati, chiaramente, perché quel grado sì, in più, chiaramente, quella struttura sì. un pochino superiore la va a aiutare ad accompagnare un po' meglio, però anche lui diciamo che si difende molto bene perché Sì, è una questione di gusti, ecco. Diciamo che il mio Oru è un vino che rimane un pochino, sì, un po' più leggero, ecco, magari a qualcuno piace più questa sensazione. Il Taera lo trovano, è magari un vino un po' più grasso, un po' più... Sì, e alla fine la differenza un po' più sta lì, complesso, ecco. un po' più complesso. Sì, è un pochino più Complesso, complesso. Sì, strutturato, ecco. sì, Allora, andiamo a parlare un attimino di questo fantastico rosé dedicato alle vostre bimbe. Rosé di Canonau 100% abbiamo detto, Vilù, eccolo qua. sì, Zac. Anche lui è nata 2019 di un doc. sì. Anche lui ha la nostra app da agricoltura integrata nel retroetichetta, quindi ci va a mettere anche lui la firma su questa agricoltura integrata. E il colore non mente, il colore chi mastica un po', chi conosce un po' Canonau, questo è il colore vero del Canonau vinificato in rosa. Quanto tempo? Ti ricordi il tempo di macerazione sulle bucce? Non ha fatto macerazioni sulle bucce, è semplicemente il tempo in cui è stato con la pressa, Ok, circa un'oretta praticamente. È stato vinificato proprio letteralmente dal mostoffiore delle uve Canonau. benissimo. Sì, E il colore infatti non mente, il colore è molto bello, un bel rosa cerasuolo, carico direi. Ehm, una fantastica unghia, quasi va un pochino quasi sul dorato e un po' ha questi riflessi molto, molto belli di luminosità, queste punte veramente interessanti. È un naso che ricorda tanto il Cannonau, questa rosa leggermente appassita, questa ciliegia, una ciliegia croccante, queste ciliegie di maggio, l'iris, delle note floreali veramente molto eleganti. Anche lui va un pochino sempre
nella punta di Balsamiccittà. Interessante, Sì. che lo va un attimino a dargli quella verve un po' di Di frizzante. Gallura. Di Esatto, di Gallura. Gallura, bravissima. Un Sì, chiodino di pepe rosa nel finale sì. molto bello. È quasi una foglia di carcadè. Non so se anche tu senti queste note. Sì, anch'io sento sicuramente prima di tutto la frutta, la fragolina, la mora. E Io anche lui poi è un vino bianco vestito di rosa. Anche lui è bello secco, bello minerale sappido, una grandissima sapidità che si spacca veramente in bocca e fa salivare con l'alcol, appunto, che è un volano che tu la tira su sti profumi, va a rinfilare il pepe rosa che abbiamo sentito prima, ora si sente centrale ed è ben esce fuori veramente molto bene, molto bello, molto carino. E anche lui bello lungo, quindi veramente bello lungo e interessante. sì, direi che un po' il filo conduttore, soprattutto in quest'annata, io lo sento tanto, è questa bella sapidità che è un po' tipica e caratteristica proprio della Gallura, della zona in cui noi ci troviamo. Ecco, non so, però secondo me Sì, quest'anno è in particolar modo. questo è granito, oppure questo è vento, soprattutto, è vento, è maestrale che infonde questa bellissima sapore di mare, queste brezze marine nelle uve, le uve chiaramente se le trattengono tutte e fanno bene. È veramente bello, bellissimo. E poi la nota, veramente la nota minerale che arriva da queste rocce granitiche è veramente molto interessante. Una delle cose che mi piace di più di questo rosé è davvero il colore. Questo bellissimo vestito che non è troppo chiaro, che è bello centrato, con questi riflessi, quest'unghiettina leggermente dorata, bello, molto interessante, Eh, davvero. U- Anche tu, noi siamo contenti, sì. Devo immagino, dire, bottiglie di questo del Virù? guarda, Quante abbiamo fatto 1300 bottiglie. è un giochino. Sì, 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 È un sì. giochino per tutti. Veramente abbiamo voluto provare, però devo dire Assolutamente, che siamo contenti veramente. Alla fine anche mio padre si è ricreduto, eh. vero? Devo dire assolutamente sì. L'altra sera stavamo degustando con un po' di formaggio ed era entusiasta anche lui, quindi insomma, Comunque qua una bella triglia, uno scorfano al forno, assolutamente sì. tutta la parte chiaramente dei pesci bolliti con un po' di cipolla dolce, chiaramente, quindi questa parte gastronomica interessante, oltre che chiaramente l'accompagnamento classico da aperitivo, però perché no? Certo, Io lo vedo proprio sì. come vino gastronomico Come e vino, sì, mi l'etichetta è davvero bella. L'etichetta è bellissima. piace. Grazie. Mi ha fatto davvero piacere Anche a me. questo appuntamento e spero di venire a vedervi presto. Spero che i nostri amici in ascolto vengano presto a trovarvi. Ricordiamo dove siete, che è molto importante. Noi siamo a Monti. Siete a Monti, il sito web è visitabilissimo, l'agriturismo chiaramente è pronto ad accogliere tutti, giusto? Perché siete ormai... Sì, diciamo che ieri abbiamo riaperto anche come agriturismo. Quindi insomma siamo anche belli gasati, ecco. Benissimo, questa è la nota Sono principale. felicissima, ci voleva proprio di riaprire, veramente è stata una bella. Ne avevamo voglia, ecco, ci ha dato una bella iniezione di positività, ecco, ci voleva. Devo dir la verità. Assolutamente, esatto. Sì. Benissimo, Angela. Allora, un saluto a tutti e a tutta la famiglia, a presto e buon vino. Grazie.
buon vino, grazie a te. Ciao Sofia, Ciao, grazie mille. ciao, ciao. Ciao. E ora andremo a farci cullare dalle tenute dettori, dalle loro bottiglie e dal loro bellissimo racconto. Allora, oggi vi parlerò io delle tenute dettori. Intanto apro le bottiglie e inizio, non a caso dalla Tenores 2015, inizio ad aprire il Cannonau così che abbia un pochino di aria e abbia il giusto tempo per respirare e per dare il meglio di sé. Quest'oggi andremo a bere delle tenute dettori localizzate a Sennori. Andremo a bere il Dettori bianco, quindi il Vermentino, e il Dettori bianco 2018, scusate, e il Tenores, che è un Cannonau 2015. Il perché di queste annate sono annate chiaramente lunghe, date da vinificazioni lunghe. Le tenute dettori, per chi non le conosce, sono degli artigiani del vino. Loro sono appunto nella Romagna, questo piccolissimo microcontinente appartenente all'areale del Logudoro, quindi luogo d'oro, luogo dorato, luogo ricco, soprattutto per quelli che sono per quello che è l'agricoltura, perché si diceva appunto essere un luogo d'oro particolarmente ricco e proficuo. Quindi le tenute dettori nascono appunto per volontà di Paolo e del figlio Alessandro, andando a lavorare su quelli che erano i vigneti anche del nonno e degli avi, quindi, e andando a ripercorrere quella che è la vera artigianalità. Quindi per loro il tema dell'artigianalità è un tema essenziale, è un tema vivo, si considerano artigiani del vino, producono il vino che piace prima di tutto a loro, che chiaramente è un vino che deve essere sano, un vino da uve che arrivano quasi veramente sono la parte principale della loro produzione, chiaramente come dovrebbe sempre essere, però in questo caso loro danno molto peso a quelli che sono i vigneti, quindi alla lavorazione della terra, utilizzando solo ed esclusivamente il zolfo, quindi niente materiale di sintesi, niente chimica. Questo lo fanno soprattutto perché poi alla fine è quello di cui parlavamo con Angelica, la natura va rispettata. Quindi noi siamo di passaggio e quello che possiamo fare è solamente andare a arricchire questa grandissima natura e le vigne che i nostri avi appunto ci hanno lasciato. Allora, ci troviamo quindi a Sennori, nell'agro sennorese. Ricordiamo che la produzione tra Sorso e Sennori è la seconda per l'intero comparto regionale, che conta il 3% della produzione regionale, seguita poi che la prima è Alghero, la seconda appunto l'Areale di Sorso Sennori, il terzo va poi a confluire in Serdiana, giusto per pochi ettolitri di vino, però Sorso Sennori diciamo alla meglio al secondo posto. E questo è un tutto dire, perché significa che l'Areale della Romagna ha una produzione veramente molto importante. Dicevo di Paolo e di Alessandro Dettori, quindi loro amanti del vino artigianale, del vino sano, dell'uva sana, del vino sano, della produzione
più pura possibile, e infatti quello che vanno a vinificare sono i nostri vitigni storici, quindi lo fanno con il Vermentino, lo fanno con il Pascale, con il Moscato e con il Retagliato oggi e con il Cannonau. Quindi oggi andremo a provare nella nostra degustazione il Dettoli Bianco 2018 Badenigoloso e il Cru della Romangia. Queste sono le loro bellissime etichette. Importante, nella retroetichetta loro ci mettono sempre la faccia e la firma, andando a scrivere sempre il numero delle bottiglie prodotte e il numero della bottiglia che noi stiamo bevendo, andando a spiegare un pochino sempre la loro filosofia. Le loro bottiglie sono i GT, per loro scelta. In questo caso abbiamo il Romangia Bianco, che è appunto la reale, con la IGT Vettori Bianco, che ha un 15 gradi e mezzo di volume alcol sviluppato in bottiglia. Come seconda degustazione andremo ad assaggiare il Tenores 2015, sempre scrivendo nella retroetichetta il numero delle bottiglie prodotte, quindi mettendoci la faccia anche in questo. È un Cannonau 100%, un volume alcol di 16 gradi e mezzo. La storia quindi ce la siamo un pochino raccontata. Anche loro hanno un bellissimo agriturismo, che appunto consiglio a tutti di andare a mangiare perché è veramente un posto incantevole in una collina. Nell'anfiteatro sennorese è veramente un posto ricercato e fantastico. La loro artigianalità è data soprattutto anche dalla lavorazione, dalla passione che loro ci mettono e fanno. Se voi andate in cantina non vedete legno, non vedete materiali di sintesi, non vedete troppa chimica, anzi non vedete niente di chimica, vedete solo zolfo, vedete l'uva, vedete vigneti, questi vigneti storici. I loro vigneti sono vigneti veramente molto datati. Il Tenores nella bottiglia incarna appunto il vino proveniente dall'uva dal vigneto di oltre 80 anni, quindi stiamo parlando di tanta storia e sappiamo che chi mastica un po' il vino sa appunto che da vigneti storici chiaramente la resa è minore, ci sono maggiori difficoltà, però se saputi tenere bene, se saputi coltivare bene, questo dà dei grandissimi risultati ed è quello che poi alla fine succede nelle bottiglie. Sono tutte bottiglie diverse, ogni bottiglia è una bottiglia a sé chiaramente, perché soprattutto quando loro non utilizzano neanche solfitti dopo l'imbottigliamento, quindi soprattutto per questo è veramente tanto difficile andare a lavorare, andare appunto a fare quello che loro fanno e lo fanno davvero con tanta stima e tanta ammirazione. Chiaramente le rese per ettaro variano di un anno in altro. Grazie a Dio l'ultima vendemmia è stata una vendemmia molto positiva, però si è arrivati a 3 vendemmie veramente punitive, per cui se molto spesso non troviamo queste bottiglie o è difficile da trovare perché molto spesso ci sono veramente poche bottiglie e sono veramente ricercate tra i collezionisti, tra chi ama questo tipo di vino appunto. È molto particolare. Allora, io inizierei a bere il Dettoli Bianco 2018, che ho detto essere un vermentino di Sardegna, chiaramente, perché siamo appunto nell'areale sennorese, quindi non siamo in Gallura, siamo in Romagna, e mi colpisce questo grandissimo bicchiere. Stiamo parlando di artigiani del vino. Il vino non è chiarificato, non è filtrato, non ci sono solfiti aggiunti, non c'è chimica, non ci sono neanche travasi, perché l'unica volta che è stato travasato per essere messo in bottiglia. Quindi veramente qua la mano dell'uomo
la natura e le tecniche del calendario lunare, piuttosto che le tecniche naturali, la fanno da padrona. Quindi bisogna essere veramente molto, molto bravi e bisogna conoscere la materia veramente a fondo per produrre questi vini qua. Sono vini che chiaramente sono non sono sono dei vini non semplici da approcciare, è vero, perché questi tipi di vini qua li si ama o non li si ama, non c'è una via di mezzo, non sono vini che piacciono a tutti sicuramente, però a chi piacciono possono assicurare che sono veramente tanto ricercati. Un grandissimo questo è un figlio di un'uva portata a casa al termine della maturazione, quindi a maturazione avvenuta. Quando avviene la completa maturazione del vermentino, il vermentino è leggermente puntinato di rosso. Quindi questo grandissimo giallo oro carico è è figlio di una maturazione portata a termine. Stiamo parlando del 2018, è un vino che viene diraspato ma non viene spremuto, viene buttato nelle vasche appunto di cemento, loro utilizzano il cemento per tutte le lavorazioni, quindi viene buttato in queste vasche di cemento e resta a contatto con le bucce per 7 giorni. Poi dipende anche qui dalla natura, da quando parte la fermentazione, non si può dire, bisogna aspettarlo, bisogna lasciare che il tempo faccia il suo corso. Per cui diciamo che in questo caso appunto ci sono stati 7 giorni di contatto con le bucce, 7 giorni di macerazione, dopodiché questo vino è andato a riposare su queste vasche, ehm, è andato appunto a finire la sua fermentazione alcolica, ha svolto anche la fermentazione maloratica. Tutto quello che lui fa, chiaramente non vengono aggiunti lieviti, non viene aggiunto niente, sono delle fermentazioni naturali che lui prosegue proprio con comunque anche il cambio di stagione, perché sappiamo che la fermentazione alcolica chiaramente ha bisogno di temperature un po' più fresche, mentre la maloratica ha bisogno di temperature ehm, un po' più elevate, quindi sono fermentazioni naturali. Dopodiché questo vino è stato, dopo la fermentazione maloratica appunto, è andato ad essere imbottigliato e quindi è in bottiglia da più di 1 anno, perché siamo appunto oggi stiamo bevendo, appunto che siamo nel 2020, quindi diciamo un pochino 2 conti. È un vino particolare, molto, molto particolare. Una grandissima luminosità e un naso ricco e complesso, una delle note di malto, delle note di frutta matura, di pot-pourri, delle note di miele d'acacia, le note della parte dolce dell'albicocca disidratata, sono note che vanno in maturazione di frutta, di fiori. Ehm, c'è dentro sempre una grandissima delle grandissime note floreali, una foglia di tè di Earl Grey. Ecco, io dico sempre, quando approcciamo questo vino, soprattutto a tavola con i nostri ospiti, e poi parlo con i tecnici, o comunque quando approcciamo questo vino da neofiti, andiamo a cercare di capire quello che il produttore ha fatto, perché questa è un'esperienza degustativa chiaramente, quindi andiamo a entrare in simbiosi con la volontà del produttore. E poi la volontà del produttore è centrata soprattutto nel vino di un tempo, nel vino che si beveva che si beveva appunto tra le nostre famiglie, quindi un vino storico di questa parte del Logudoro. In bocca è bello secco, una bellissima sapidità, una bella mineralità, un complesso strutturato. Noi stiamo bevendo un vino di oltre i 15 gradi, ma sono veramente ben contemplati e ben amalgamati con tutto quello che è il vino, cioè ben inserito. Questi 15 gradi quasi vanno
a mascherarsi nei profumi e vanno a tuffarsi in questa grandissima espressione. Quindi direi che veramente, ci sta e ci sta tutta alla grande, è veramente eccezionale. Un bellissimo naso che è un piacere tornarci, viene fuori queste note di camomilla, di queste note di gesso, sono veramente molto, molto, molto interessanti. Bello. E fa quello che deve fare un vino, cioè non deve mai stancare. È un piacere tornarci sopra, la bocca che continua a salivare, la sua mineralità, quindi questo significa che è un grande vino fatto bene. Il suo colore è bello vivo, è bello acceso, bello carico. La carica glicerica facendolo già nel bicchiere si vede che è un vino che ha una grandissima struttura, appunto dalla sua lacrimazione, dai suoi archetti. Però è un grande vino che denota un grandissimo piacere, che denota sicuramente la, veridicità del vino, cioè quello che, voleva il produttore, quello che intendeva il produttore, quello che voleva portare a casa, con le uve, l'ha portato. Ecco, l'uva spremuta, ehm, fatta fermentare, sì, quindi l'uomo ha introdotto la sua tecnica, le sue conoscenze, però non è andato a intaccare minimamente quello che volevano esprimere quelle uve e quel territorio. Quindi grandissima purezza, direi, eccezionale. Come seconda bottiglia delle tenute Dettori andrei a procedere con il Tenores, un Canonau 100%. Un Canonau 100%, figlio di, 7.580 bottiglie solamente, quindi, stiamo parlando di una produzione veramente molto, molto bassa, perché ricordo che il loro mercato è un mercato molto è un mercato italiano, ma è un mercato estero molto, molto importante. È un mercato, di collezionisti, di ricercatori, è un mercato di, soprattutto di chi ama aspettare questi vini e di chi ama collezionarli, quindi e berli alla cieca e riscoprire dei grandi piaceri. Tenores 100%, quindi Cannonau di Sardegna, da uve vecchie dicevo, da vigne vecchie, quindi siamo da vigne di oltre 80 anni, nell'areale di Senori, quindi una bellissima esposizione in collina. Siamo nella vendemmia 2015 non a caso, perché è stato 3 anni nelle vasche di cemento a maturare, per cui dopo, la sua diraspatura, non è stato neanche lui pressato, quindi è stato, buttato in questi vasconi di cemento molto profondi, dopodiché, a partita la fermentazione alcolica, quindi è partita la malolattica, chiaramente per la limpidezza, per le trasparenze ehm, è stato, trasferito in varie vasche, ma non è stato mai né filtrato né chiarificato, non sono stati né aggiunti mai solfiti, non è stato aggiunto niente di niente. Anche qui quindi è necessario portare a casa una buonissima uva e un buon prodotto per avere, questo, grandissimo calice. È un rosso rubino impenetrabile davvero, la sua unghia granata, ma è proprio un'unghia, perché è veramente tanto, tanto carico è figlio di rese Perettaro chiaramente punitive. Poco fa non l'ho detto, però anche nel Dettori Bianco le rese Perettaro sono veramente molto, molto basse. Stiamo parlando di veramente pochissimo. Per fare questo tipo di vini qua, per produrre 'sti vini è necessario avere tanta cura nel vigneto, ma avere una bassissima resa Perettaro, che è quella che ci garantisce una, determinata qualità. Perché se non si ha qualità, non si ha pulizia in questo tipo di uve, non si avrà assolutamente la possibilità di portare a casa un buon vino. Questo è chiaramente è scontato, però bisogna sempre ricordarlo. Una grandissima luminosità quando si fa roteare il bicchiere si vede questa grandissima pulizia. Ricordo che non è stato utilizzato niente per le chiarifiche.
È un naso che non mente e anche qui le uve sono state portate a casa, esattamente mature. Mature significa il giusto grado di maturazione, significa che ogni anno i produttori rischiano il raccolto. Perché? Perché se arriva un temporale, quando l'uva è matura, quindi è da raccogliere, non porta a casa niente, perché chiaramente il temporale distrugge l'uva. Invece, con il rischio, con la passione, con il saper aspettare, il saper rischiare, il saper quello che si fa, i vettori ogni anno, provano a fare questo e ci riescono sempre. Chiaramente spesso, come dicevo prima, ogni tanto capitano le annate sfavorevoli che, sono punitive, però questo succede, ed è normale che succeda. Quindi un rosso rubino carico con un'unghia granata, una bellissima pulizia e limpidezza impenetrabile. Un naso di frutta matura, un naso di rossa canina carnosa e importante, una grandissima fragola, una ciliegia del pot-pourri. E torna sempre questa bellissima foglia di tabacco. Questo vino, ricordo, non ha fatto legno, in cantina non c'è legno, se voi andate a visitarli non c'è assolutamente legno, ci sono solo delle vasche in cemento e c'è qualche vasca d'acciaio che utilizzano per blendare il Renuso, quindi il loro vino base, però altrimenti non abbiamo, si utilizza solo cemento, quindi delle vaschette di cemento molto grosse. È un bellissimo naso, pulito, l'alcol tira fuori delle grandissime note di frutta sottospirito, di bacche di ginepro, della macchia mediterranea che viene fuori, una bellissima balsamicità, una bella pulizia. Mm. La bocca non mente. La bocca è da grandissimo Canonau, una bocca bella alcolica, chiaramente i 16 gradi e mezzo si sentono, però sono belli sorretti da una grande acidità e da una grande balsamicità, da una grande struttura. Quindi è un vino alcolico, ma è un vino bevibile. È un vino che si beve dalla sua grande acidità e dalla sua grande pulizia e dalla grande mineralità. Quindi ha una bella struttura, che è una struttura che permette a questa grandissima lunghezza gustativa, quindi questa grandissima fai, questa bellissima armonia, di andare in profondità e di, poter anche aspettare questo vino, perché no, perché comunque possiamo aspettarlo per anni e vedere cosa, quest'alcol, fa diventare al vino, quindi vedere come evolve, perché no, abbinandolo soprattutto ai nostri piatti della cucina tipica, quindi che vanno dal porcetto al porcetto disossato, perché no, a delle grandissime zuppe di pesce, strutturate, piccanti, perché no? Ci starebbe benissimo, perché non è un vino che va in legno, quindi la piccantezza in questo caso va ad accostarsi bene a questo grandissimo frutto, a questa grandissima, struttura pseudocalorica che il vino ha. Per cui io a questo punto inviterei tutti i nostri amici di Sardegna Rosso Blu a continuare ad ascoltarci e guardarci nei nostri appuntamenti nel nostro salotto vinicolo ogni lunedì alle 7:30 con i nostri ospiti delle cantine, appunto. Inviterei le cantine che ancora non hanno fatto e che lo volessero fare, perché ci sono ancora pochissimi posti, a scriverci, inviarci una mail, farci avere un loro riscontro. I ristoratori da tutto il mondo, perché no, raccontarci quali sono i loro vini a cui piacerebbe dedicare del tempo, di cui piacerebbe appunto sentir parlare. Vi invito chiaramente dopo alle 21, abbiamo l'11+1, quindi
avremo il nostro collegamento con la nostra squadra di calcio del cuore, quindi con Fabrizio Serra appunto avremo l'11+1, quindi seguiteci ancora. Invito tutti alle tenute dettori e appunto all'azienda Tani, andate in agriturismo, andate a visitare il loro sito web, continuate ad ascoltarci e soprattutto buon vino a tutti. Ciao a tutti, grazie.